Cari amici, benvenuti da Mimmo Vita ad Agricoltura 4.0, il settimanale di Regione Veneto e Veneto Agricoltura sulla difesa delle colture agricole. Ecco le notizie in evidenza e cominciamo con le zucche. Prosegue la raccolta delle diverse tipologie di zucca con produzioni inferiori alla media a causa dell'andamento climatico e diffusa la presenza di oidio sulle foglie contro il quale non sono necessari interventi specifici. Per quanto riguarda l'aglio invece è tempo di selezionare le teste destinate alla semina scartando quelle che presentano sintomi da marciume secco o presenza esterna di muffe. Settore olivicolo, allora la maturazione delle olive nella fase di invaiatura, cresce quindi la pressione parassitaria della mosca testimoniata dalle catture delle trappole di monitoraggio, va perciò perseguita la lotta con metodi sia tradizionali che innovativi per la scelta del prodotto, valutare l'eventuale presenza di altri parassiti come la margaronia o la cimice asiatica. È tempo di raccolta del mais con il problema delle micotossine. E allora su questo tema vediamo l'approfondimento, l'appuntamento è alla settimana prossima con Agricoltura 4.0. Che cosa sono le micotossine che colpiscono il mais? Sono delle sostanze che possono diminuire la qualità del mais, sono prodotte da funghi e possono essere presenti nella granella di mais, diventando un problema sia che il mais venga usato per la produzione zootecnica, riduzione ad esempio degli indici di crescita, sia che venga usato per le filiere umane. Nell'azienda agricola sperimentale di Veneto Agricoltura a Valle Vecchia applicano un pacchetto di coltivazione per produrre granella di mais di buona qualità per la filiera umana senza l'utilizzo degli insetticidi di sintesi nel rispetto della biodiversità dei losi che è sito rete Natura 2000. Ma come si produce mais a basso impatto? Nel pacchetto, per ridurre il rischio di avere elevati livelli di micotossina, dobbiamo considerare di raccogliere molto presto, quando ancora l'umidità del mais è abbastanza alta, contrariamente alle nostre abitudini, portare immediatamente il mais al centro di essiccazione, regolare bene la mietitrebbia per evitare che ci siano particelle, sia sporco il mais, perché le particelle in più potrebbero avere elevati contenuti di micotossine, evitare di avere tanto mais rotto. Tutte queste strategie ci aiutano ad avere una granella con minori livelli di micotossine.